Eccoci qui ancora insieme per parlare con Leonardo Padrida, che è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto e che ha proposto una legge per la quale ha anche annunciato di non ricandidarsi alle prossime elezioni regionali e che prevede che chi vuole sedersi a Palazzo Ferrofini possa starci per solo 2 mandati, è così? Sì, 2 mandati bisogna dire che sono 10 anni e un compenso di 1 milione di euro, insomma, giusto per avere un parametro. Mamma mia, sono tanti soldini che... È vero che essere impegnati nelle istituzioni comporta una serie di oneri aggiuntivi, ma io sono convinto che in 10 anni una persona possa dare il meglio di sé, possa portare idee e innovazione, mentre se sei lì da tanto tempo forse hai esperienza ma hai perso un po' di entusiasmo. Cos'è che ostacola l'entrata in vigore di una legge di questo tipo? L'ipocrisia, cioè i miei colleghi, molti miei colleghi, non hanno il coraggio di dire che sono contrari a questa legge perché temono di avere ripercussioni elettorali quando si voterà a maggio. Quello che io chiedo invece è una cosa diversa, si discuta del merito, cioè se siamo o meno d'accordo che dopo 10 anni una persona debba fare qualcos'altro, cioè sia un tempo sufficiente per dare il meglio di sé. Se siamo d'accordo su questo discutiamo come farlo, mentre alcuni, non tutti per la verità, i miei colleghi dicono non si può votare su questo, non si può discutere perché è anticostituzionale. Ecco, quello che le stavo dicendo è proprio questo, ma la Regione può decidere in autonomia di modificare la propria legge elettorale in questo senso? Oggi ho depositato, anzi ieri, ho depositato nelle caselle postali di tutti i 59 colleghi in Consiglio regionale il parere del professor Domenichelli, dell'avvocato Trovato, in cui è un parere ma si certifica la costituzionalità della norma che dice sostanzialmente che coloro che hanno già fatto 2 mandati in Consiglio regionale del Veneto non possono essere immediatamente ricandidati a un terzo, cioè devono star fuori 5 anni e poi possono ricandidarsi. Ecco, secondo lei di cosa c'è bisogno per rendere queste regioni un pochino più vicine ai cittadini? Perché abbiamo discusso tanto delle province e dopodiché siamo arrivati a un pastrocchietto, insomma, sostanzialmente, perché sono mezze vive e mezze morte. E però, insomma, poi alla fine la tanto annunciata riforma che doveva coinvolgere un po' tutti gli organismi dello Stato non è arrivata. Ma diciamo che la riforma dello Stato è un progetto più ambizioso. Le regioni da Costituzione sono l'unico organo che può deliberare le leggi oltre allo Stato. Che cosa c'è bisogno nelle regioni? C'è bisogno di una maggiore partecipazione, c'è bisogno che si aprano ai cittadini, ai movimenti, ai comitati per fare in modo che lo scontro, chiamandolo in termini molto duri, avvenga alle elezioni e che tutti siano rappresentati, cioè che ci sia un diritto di tribuna dove i vari messaggi, le varie emozioni che passano attraverso la società possano trovare un luogo istituzionale dove intervenire sulle regole, cioè sulle leggi. Di fronte a un astensionismo del 50%, pensare che uno possa rimanere in Consiglio regionale 35 anni secondo me è anacronistico. Lei ha detto che non si ricandiderà. Sì. Lo fa solo per questa legge o perché il clima politico non è più come lo pensava? Perché lo vuole fare? Ma non mi ricandido perché, sostenendo le cose che ho appena detto, se io mi ricandidassi, come dire, darei un messaggio sbagliato, antitetico a quello che ho portato avanti in questi mesi. Devo dire che sono stato accompagnato da critiche severe da parte di alcuni miei colleghi che dicevano: guarda quanto birbante è Padrin, usa questa legge per farsi pubblicità, così candidandosi per la 4ª volta, perché io ho già fatto 15 anni in regione, avrà un sacco di preferenze perché usa l'antisistema per se stesso. Oggi ho fugato questi dubbi, per cui annunciando che non mi ricandido credo che sia ancora più trasparente l'azione che sto facendo. Ecco, però c'è già qualcuno che dice che lo fa perché la prossima volta magari sarà assessore.
Ma che facciano anche gli altri in questo modo. Voglio dire, coloro che sono lì da più di 2 legislature che non si candidino e dopo che vedano se riescono a fare gli assessori. Cioè voglio dire che c'è un'azione di delegittimazione, però verso questi delegittimatori che sfruttano ogni occasione per cercare di rubacchiare un po' di consenso, io non voglio tranquillizzarli, anzi assicuro questi signori che il mio impegno continuerà anche quando non sarò dentro le istituzioni. Quello è lo stato di salute di Forza Italia, hai ragione. Ma Forza Italia paga una situazione molto difficile a livello nazionale e una situazione particolarmente difficile a livello locale che segue gli avvenimenti del luglio 2014, la questione Mose per capirci. Altra cosa della quale tutti hanno pudore di parlare, mentre io credo che non ci sia da vergognarsi a parlare di una situazione che è in corso di definizione, che è difficile, che ha tolto credibilità, però è avvenuta, quindi è un fatto che è già avvenuto. La differenza qual è? Che bisogna guardare avanti, bisogna guardare a quello che c'è da costruire e vediamo chi ci sta a costruire. Diciamo che Forza Italia in Veneto non ha mai avuto un eccesso di attività politica. Ecco, questo è il momento nel quale, se ci sono dei valori da portare avanti, se c'è un programma, è il momento di dimostrare se esiste ancora questa voglia di attività politica. Quindi anche queste dimissioni non sono un abbandono della politica sostanzialmente? Assolutamente, anzi, proprio perché non ho un impegno elettorale a breve, voglio ribadire che Forza Italia deve essere leale alla coalizione ma non subordinata, specialmente nei valori e nel programma. La cultura di Forza Italia è una cultura liberale, è una cultura di tolleranza, non segue la pancia ma vorrebbe seguire quei valori liberali che oggi nel nostro pianeta si sono dimostrati vincenti per sconfiggere la crisi, la povertà, l'emarginazione, l'inserimento di nuove realtà all'interno di società che sono consolidate da tempo. Quindi si va verso le elezioni prossime con praticamente una riedizione della Giunta Zaia sostanzialmente, con tutte le alleanze possibili, compreso l'NCD. Ma l'NCD finora dice di essere in questa coalizione. Chiaramente quando si passa il Po è da un'altra parte, è in un'altra coalizione. Ma io credo che questo possa essere poco significativo se viene concordato un programma in cui si danno le priorità che dobbiamo costruire tutti insieme, tenendo conto delle opinioni di tutti. Secondo me certamente è una priorità la sanità. Il numero delle ULSS è eccessivo, sono contento che la Moretti abbia sposato una proposta di legge che ho presentato oltre 6 mesi fa e quindi sono contento quando vincono le idee. C'è un piano sociosanitario che prevede un ospedale ogni 200-300 mila abitanti, è una legge della Regione Veneto approvata dalla maggioranza con un'astensione pseudotecnica della minoranza. Applichiamo questo piano, altrimenti siamo rinnovatori solo a parole ma non coi fatti. A proposito le faccio prima una domanda sulla Moretti, visto che lei l'ha citata, insomma la preoccupa questa candidatura, secondo lei è un avversario temibile? Ma io credo che rappresenti un mondo importante che secondo me non è maggioranza in Veneto, ma questo non è un merito dell'attuale maggioranza, anzi a maggior ragione proprio perché la Moretti rappresenta una minoranza dei veneti, deve dimostrare le proprie qualità e secondo me le qualità deve dimostrarle attraverso scelte coraggiose, non attraverso lamenti o imprecando sempre contro Roma. Senta, invece per capirci, quando la Moretti dice io voglio l'autonomia per il Veneto, condivisibile, a parte che secondo me tutte le regioni dovrebbero essere più autonome, io le credo, ma sarei contento se fosse confortata da Del Rio, che dice io sono d'accordo con la Moretti, facciamo del Veneto la regione autonoma, perché altrimenti significa che la Moretti usa l'autonomia per la campagna elettorale, ma i vertici del suo partito, che sono ai vertici dello Stato, non la pensano come lei. È molto probabile che sia così perché l'autonomia non c'è traccia in prospettiva a livello nazionale almeno di questa discussione. Diciamo che ognuno è generoso con l'autonomia degli altri.
Sarebbe necessario che l'autonomia corrispondesse anche proprio a una responsabilità delle regioni, perché mai come adesso vediamo insomma, che ci sarebbe nel bisogno di mettere un tetto alla spesa pubblica, anche proprio nella sanità. Tra l'altro questa settimana si è gran parlato della questione dei ticket. Sì. Ha fatto molto rumore, adesso ne parliamo, perché adesso abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma subito dopo parliamo di ospedale e di ticket anche. Perché sono due argomenti buoni. Due argomenti importanti. A tra pochissimo. Eccoci ancora insieme per parlare con Leonardo Padrin di temi legati alla politica veneta, temi che sono comunque che hanno rilievo un po' in tutto il nord-est, come per esempio il futuro del nuovo ospedale di Padova, che ha un gran bisogno, una gran fretta di avere una nuova struttura ospedaliera, però insomma l'accordo ancora non sembra quadrato. L'ultima posizione del comune di Padova, cioè di farlo nella zona di San Lazzaro sostanzialmente, sembra che la regione stia pensando, stia valutando un buon proposito verso questa. C'è una commissione che è incaricata di questo, ma la commissione non deve essere alternativa all'assunzione di responsabilità politica. Oggi, da quando ci sono state le elezioni in comune a Padova, sono cambiati 4 o 5 siti, se vogliamo contare anche il vecchio e il nuovo. Allora questo non è possibile, cioè non è possibile che a 8 mesi dalle elezioni comunali di Padova la regione sia ostaggio di questa posizione del comune. Perché vuol dire che il comune di Padova è in grado di bloccare una cosa che serve a 4.800.000 veneti, perché l'ospedale di Padova non è l'ospedale di Padova, è l'ospedale della regione Veneto. Allora non è possibile che questo venga impedito. Ci sono dei tempi che sono previsti da un ordine del giorno approvato in Consiglio regionale, per cui si dice entro il 31 marzo la regione decide il sito, con o senza il comune di Padova, cioè che non ci si pensi di oltrepassare le elezioni per rimanere altri 5 anni senza una prospettiva certa di sviluppo, perché significa che perdiamo opportunità, perdiamo il sapere dei medici che andranno a lavorare da un'altra parte e priviamo i nostri cittadini, cioè 5 milioni di persone, di quei servizi che potrebbero essere dati meglio e in modo anche più logisticamente economico, perché non si è in grado di decidere. Ma secondo lei questo rischio effettivo c'è? C'è il rischio che si vada a slittare dopo le elezioni addirittura? Allora, io credo nella buona fede del Presidente Zaia, però ritengo che questo sia un momento nel quale sulla questione dell'ospedale di Padova deve far valere le proprie idee e il ruolo della Regione. Io capisco che avendo come sindaco un collega di partito ci possono essere delle difficoltà, ma io credo che il Consiglio regionale, l'intero Consiglio regionale, non abbia dubbi nel sostenere il Presidente della Regione rispetto a una decisione forte sull'ospedale di Padova. Bitonci non ha fatto mistero delle sue mire nei confronti dell'assessorato alla sanità. Ma lui non dovrebbe dimettersi. Questo entra nella partita delle elezioni. Lui dovrebbe dimettersi da sindaco per fare l'assessore a sanità. Lui invoca un assessore alla sanità non veronese, padovano in questo senso, ma io credo che non sia una questione di campanile, sia una questione di programma e di competenza. Credo che chiunque possa fare l'assessore se ha un programma da rispettare e le capacità per portarlo avanti. Senta, dicevamo di questa cosa di cui si è molto parlato questa settimana, c'è stato questo momento in cui l'assessore Coletto alla sanità ha detto che si potrebbe valutare come ipotesi l'introduzione di un ticket per le persone sopra i 65 anni, però che abbiano un certo reddito e che siano sostanzialmente sane. Poi è stato tutto un po' ritirato. C'è questo pericolo nell'imminenza di tagli continui da parte nel bilancio della Regione da parte dello Stato? Noi siamo all'interno delle cifre che sono state stanziate per la sanità veneta, quindi voglio dire, noi non siamo in una condizione di criticità. Io sono convinto che nel tempo sarà necessario
fare il contrario di quello che avviene oggi, cioè chi ha un reddito molto alto deve essere nelle condizioni di pagarsi quelle fasce di farmaci che oggi invece sono sostenute dal pubblico magari per le patologie. Cioè noi, se vogliamo tutelare i più deboli, dobbiamo far pagare qualcosa di più chi è più ricco. Andiamo verso un sistema un po' americano. No, però è impensabile che chi ha un reddito di 100-150 mila euro abbia le stesse esenzioni di una persona che ha un reddito di 20 mila euro, perché questa forma di uguaglianza diventa un'ingiustizia. Ecco, il nuovo polo ospedaliero della Bassa Padovana, quello di Schiavonia, è partito con qualche acciacco, diciamo così. Come mai secondo lei? Beh, è un atteggiamento cieco e ignorante, perché far partire un ospedale è un'impresa titanica. Se lo è costruirlo, farlo partire è ancora più impegnativo. Quindi in una struttura che ha quelle dimensioni ci siano stati dei piccoli problemi, è evidente che era comunque nel conto, ma voglio dire, pensino i telespettatori quando cambiano appartamento o cambiano casa, oppure se ne costruiscono una. Quanti problemi hanno? Ed è una casa di 100-200 metri quadrati. Pensate a un ospedale di migliaia di metri quadrati, che ha una struttura tecnica, che ha una struttura impiantistica che è enorme. Allora noi pensiamo che sia come entrare in un appartamento dove già abbiamo dei problemi, si gira la chiave e tutto a posto. Allora per carità poi si può ingigantire tutto quanto, però non c'è stato aumento di spesa, si è rimasti nell'importo predefinito. Non ci sono riserve da parte dell'impresa, ci sono stati dei problemi, ci mancherebbe che non ci fossero stati dei problemi. Vuol dire che sarebbero stati mascherati. Senta, in questa ultima fase, diciamo così, della legislatura si è messo un po' una toppa anche sulle convenzioni, no, che la Regione ha con la sanità privata sostanzialmente, sono stati dati dei fondi così colà. Su questo, diciamo, per compensare un periodo che però sembra di transizione sostanzialmente, quindi anche tutte queste cose entreranno nel carico della sanità pubblica. Cioè, come va questo processo? Perché si era partiti dicendo le visite la sera, cioè, di dare comunque una forma anche alla sanità pubblica per sopperire ovviamente a questa mancanza che arriverà. Allora, la sanità privata nel Veneto, sia quella ospedaliera che quella ambulatoriale, è meno significativa rispetto ad altre regioni, nel senso che è più contenuta. Cos'è successo nel passato? Che questa sanità, specialmente quella ambulatoriale ma anche quella ospedaliera, è sorta dove c'era capacità di iniziativa, non attraverso una programmazione. In che cosa consiste la sanità privata convenzionata? Consiste nel fatto che la Regione attribuisce una possibilità di spesa a quella struttura e quella struttura eroga prestazioni fino a concorrere all'importo massimo stanziato dalla Regione. Però teniamo presente che la Regione persegue come obiettivo una sorta di uguaglianza sanitaria, per cui i servizi che vengono erogati a Padova ragionevolmente dovrebbero essere erogati anche a Belluno. Allora, questi sono dei privati convenzionati che non hanno fatto una gara o un concorso per essere convenzionati, lo sono storicamente. Cosa ha fatto la Regione in questi anni? Ha detto, bene, siccome io sono il soggetto che paga, tu devi fare quello che io ti chiedo. Se io ti invito a distribuire il lavoro che fai in tutto il territorio della Regione, che cosa vuol dire? Vuol dire che ti chiedo di spostarti anche dove non ci sono i servizi. Cioè, se a Padova c'è una concentrazione enorme, è evidente che non è sostenibile dalla Regione questa concentrazione. Allora, in questi anni si è lavorato perché sia meglio distribuita e poi ci sono dei servizi che possono essere erogati dal pubblico e il pubblico ha deciso di erogarli in proprio. Io credo che la sanità privata, sia ambulatoriale che ospedaliera, debba condividere con la Regione un grande disegno, un grande processo di rinnovamento, in modo da dare stabilità economica alla sanità privata
e alla Regione di pagare, quindi di comprare le prestazioni che più le interessano. E questa coincidenza di obiettivi è indispensabile per evitare i conflitti che ci sono stati in questi anni. Bene, vedremo come andrà a finire. Noi abbiamo 10 secondi, ha una preferenza per il nuovo Presidente della Repubblica? Ma quello che spero è che non sia un militante di un partito o di una cultura. Noi abbiamo bisogno di una persona che sia equilibrata di fronte alle posizioni e alle ragioni di tutti. Questo in passato non è capitato. Io spero capiti questa volta e sarebbe una grande dimostrazione dell'evoluzione che Renzi sta cercando di portare avanti all'interno del suo partito. Grazie a Leonardo Padrin di essere stato con noi questa mattina e ci aggiorneremo allora nella imminente Invitatemi campagna. e io vengo. Assolutamente, volentieri. Tra pochissimo c'è l'amministratore delegato del Vega, Tommaso Santini, anche con lui parleremo di digitalizzazione ma non soltanto, anche di tanti temi che hanno a che fare con il rilancio di Porto Marghera e del nostro territorio veneziano. Tra pochissimo.